La battaglia sul taglio dei costi della politica in Veneto entra nel vivo. Le forze politiche a Palazzo Ferrofini cercano di trovare un punto d'incontro, anche se le posizioni, a poche ore dalla commissione durante la quale ogni partito ha presentato la propria proposta, appaiono lontane. La Lega lavorerà su due piani, a Ferrofini e a Roma. Sì, abbiamo presentato un paio di progetti di legge che vanno a intervenire sia in ambito nazionale, quindi per una uniformità del sistema previdenziale dei consigli regionali in maniera uniforme, e poi abbiamo toccato tutto il sistema di vitalizi. Cercheremo di mettere mano anche ai vitalizi pregressi, perché altrimenti il sistema contabile della stessa regione non può reggere molto a lungo, e ovviamente era anche nel nostro programma elettorale la riduzione dei compensi dei consiglieri regionali e l'eliminazione dell'assegno di fine mandato, un impegno che ci eravamo preso e che vogliamo portare avanti anche, insomma, rispettando le tempistiche, ma anche i tempi della nostra società, che ovviamente chiedono una politica a basso prezzo e molto più efficiente. Polemico l'intervento di Marino Zorzato di Area Popolare per l'ex vicepresidente della regione. Le parti in causa giocano allo scaricabarile. Per tagliare costi e vitalizi bastano poche righe. Mi sembrano parole al vento. Una proposta di legge è di iniziativa popolare, si comincia oggi e non si finirà mai. L'altra demanda al Parlamento di fare le leggi. Io credo che dovremmo fare le cose che ci riguardano. È troppo alta la nostra indennità? Riduciamola. Non è più ora di vitalizio? Aboliamolo. Allora io credo che questa volta veramente è una sfida tra quelli che vorranno fare cose vere per i veneti, quindi abolizione del vitalizio, basta fare una legge di una riga. Riduzione dell'indennità, facciamo lo stipendio come sindaco di Venezia, è già molto. Se invece faremo una legge che manda a Roma la decisione futura o che la manda a referendum, sapremo chi fa questa legge, sapremo che è la solita finzione, sapremo che saranno bei titoli sui giornali, ma i cittadini veneti continueranno a pagarci tanto e a darci pensioni alte.